Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 12 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino, che dedica il titolo principale della prima pagina alla campagna elettorale. Calenda, accordo con Renzi, nasce il terzo polo. Intervista al leader di Azione, io e Matteo contro il caos. E dice Renzi, Carlo Calenda guiderà la campagna. Il tema di questa decisione, ma più in generale della campagna elettorale, viene affrontato nelle prime pagine del Gazzettino. Le prime due sono proprio dedicate alla presentazione della nascita del terzo polo. Calenda, accordo con Renzi, metà seggi, nome nel simbolo. Il leader di Italia Viva, Renzi, Calenda guiderà la campagna. Se la destra non vince, proporremo Draghi. L'ex premier: il voto a noi è utile. Se il prossimo governo non funziona, pronti a dare una mano. E da parte sua, Calenda, io e Matteo contro il caos. Dalle nostre discussioni escono fuori cose buone. Il leader di Azione, Renzi generoso, ma condurremo insieme la battaglia. Modello Roma per convincere gli indecisi, impegni su rigassificatori e salario minimo. Mi candiderò nella capitale, dice Calenda, sul proporzionale prenderemo voti sia a destra sia a sinistra. Il nostro slogan è l'Italia sul serio. Siamo quelli delle proposte concrete. L'obiettivo è riportare Draghi al governo. E poi il Gazzettino presenta una intervista a Federico Pizzarotti. Porteremo le voci del territorio. Non potevo allearmi con Di Maio. L'ex sindaco di Parma: siamo stati i primi a crederci. Considero questo terzo polo come un cantiere per il futuro. Possiamo raggiungere almeno il 10%, toglieremo voti al centrodestra. Io candidato non so ancora dove. E poi, per il fronte del centrodestra, il programma dei leader: Meloni, chi attacca me provoca danni all'Italia. Sottoscritto il documento finale. Flat tax sull'incremento di reddito. La leader di Fratelli d'Italia rassicura i mercati: rispetteremo le regole della Unione Europea. 14 punti nel programma del centrodestra che è stato messo a punto, 8 pagine, posizionamento atlantico, elezione del capo dello Stato e decreti sicurezza. Il messaggio: siamo una democrazia come le altre, chi vota per noi non è pazzo. Scontro sulla Sicilia, no a Prestigiacomo. E Giorgia medita l'ultimo strappo, via la fiamma dal logo del partito. Questi i titoli nella pagina dedicata al centrodestra, ma andiamo avanti e vediamo quella dedicata al campo del centrosinistra. Eletta rispolvera l'Ulivo, in tour con il bus elettrico, l'avversario è la destra. Il segretario PD presenta la campagna elettorale, pronti a girare tutta l'Italia. Nel simbolo torna il ramoscello prodiano dell'Ulivo, dialogo con i 5 Stelle, ma dopo le elezioni. La presentazione a Portonaccio, nella sede dei volontari del Partito Democratico. Nessun destino è già scritto, ha sottolineato Letta. La sua strategia: attacco solo alla Meloni. Al Nazareno cresce l'idea di riaprire il filo con i grillini. L'ultimo affondo di Raggi per quanto riguarda i 5 Stelle: io fuori dalla candidatura per le alleanze future del movimento. La stoccata della ex sindaca di Roma: avrei potuto scendere in campo senza deroga sul terzo mandato. E per quanto riguarda il Veneto, solo un posto ai moderati e se lo prende Brugnaro. Noi la squadra d'assalto. Presentato il simbolo unico dei centristi che unisce Coraggio Italia, UDC, Lupi e Toti. Una decina i seggi sicura in tutta Italia. Per Antonio De Poli, candidatura in Sicilia. Noi con l'Italia blinda i leader nazionali esclusi dai giochi, i friulani di Renzo Tondo. E andiamo avanti
sulle pagine generali del Gazzettino per arrivare a quelle che sono dedicate alla provincia di Belluno e che si aprono con un titolo a tutta pagina sui lavori in ritardo dell'Alemagna. Alemagna in ritardo, una figuraccia. Il tema viene approfondito nelle pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno. Opere 2026 in ritardo, figuraccia mondiale, Pozza, il presidente della Camera di Commercio, a pagare il conto è come sempre il territorio. Berton, presidente di Confindustria Belluno, interventi di cui c'è necessità, bisogna andare avanti. Arrivare dopo l'appuntamento non è bello, è come gareggiare per il secondo posto. Più fiducioso invece, o meno pessimista, il sindaco di Cortina d'Ampezzo Lorenzi. Speriamo parta almeno il cantiere della Bretella. Il primo cittadino, sapevamo da subito che il tunnel non sarebbe mai stato realizzato in tempo per i giochi. Il timore? Dobbiamo evitare il rischio di dover gestire l'evento e avere i lavori in contemporanea. A ritardare i lavori, sottolinea il Gazzettino, anche la difficoltà di reperire i materiali e l'aumento dei costi. Ma andiamo avanti sulle pagine del Gazzettino di Belluno, eccoci nella città capoluogo. Tommasi verso la guida dell'Istituto Sperti. L'ex assessore non conferma, ma nel frattempo sono aperte le iscrizioni. Al convitto c'è posto per 41 ragazzi delle superiori. Al servizio di vitto e alloggio si aggiunge il supporto nello studio che sarà previsto durante i pomeriggi. Mancano ancora gli ultimi dettagli dell'accordo con la diocesi sulla parte organizzativa. In provincia, raddoppiate in 3 anni le zone scoperte, quelle che non hanno il medico di base. La segreteria della CGIL pensionati, siamo molto preoccupati, soprattutto per i nostri anziani. E ancora, l'albero di Buzzati, di Dino Buzzati, nella lista di quelli tutelati dal Ministero come alberi monumentali. Nel decreto del Ministero, 22 piante vincolate in provincia di Belluno, compreso il liriodendro di Villa San Pellegrino, quello appunto di Dino Buzzati. Scuole alle prese con il rebus presidi. 10 istituti bellunesi sono stati promossi dalla Regione al rango di normodimensionati. Hanno tutti i diritti a un dirigente scolastico titolare, ma sarà difficile coprire tutte le caselle. 4 hanno ottenuto il trasferimento: Chiarusi, Magalini, Lazzaretti, Zambello. Proseguono anche le chiamate per mettere in ruolo docenti e personale personale ATA. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. La manifestazione Voi là salta, la manifestazione che è Festival degli artisti di strada. Certo, non avete lasciato nulla a bilancio. Questa è in sintesi la risposta dell'amministrazione comunale alle critiche che il giorno prima erano state mandate dalla opposizione, che aveva lamentato il fatto appunto che quest'anno la manifestazione di artisti di strada non si svolge perché non programmata dal comune, e il comune risponde con un giorno di distanza, ha risposto dicendo che non essendo stata programmata ormai non c'è più tempo per poterla realizzare. E ancora, sport, nessun taglio ai fondi, anzi aumentiamo le risorse. L'assessore Zatta di Feltre snocciola i contributi in arrivo per Giro delle Mura e Corrifeltre, i conti dopo l'attacco della minoranza sul presunto taglio di 4.000 euro. Scopre il tumore. Christian Bagatella muore in 3 mesi. Aveva 45 anni. La corrispondenza viene da Quero Vas. Il giardiniere di Quero aveva promesso al padre deceduto nel 2018 di finire la casa, ma non ha avuto il tempo di farlo. Oggi l'addio al professor Taverna, lottò contro la cava a Fastro.
Santa Giustina, energia, il comune spegne le luci, ma la stazione è illuminata a giorno. La segnalazione del consigliere Fiorotto, non arrivano treni da mesi, il sindaco chiede a Ferrovie di moderare i consumi. Auto contromano, c'entra una motociclista. L'incidente ieri mattina sull'Alemagna a Pian di Vedoia, in comune di Ponte nelle Alpi, dove il traffico è stato fatto deviare per eseguire i rilievi. Ferita una turista 45enne che era in sella in una Suzuki, ha riportato fratture multiple ed è ricoverata in ortopedia, scusate. Arriva 1 milione per danni della tromba d'aria a Ponte nelle Alpi. Nell'agosto 2020 venne spazzato via il Palamares e affondato il sottopasso per Nuova Erto. Crisi idrica, le sorgenti calano ancora e Villanova in Alpago sempre a secco di notte. Prosegue la ricerca delle perdite nella rete dell'acquedotto. La storia alpinistica sulle cime d'Auta. Serata con il CAI a Falcade per ricordare le figure leggendarie di Pagani e Marmolada che con altri domarono il gruppo montuoso. Realizzato anche un cartellone che racconta uomini e imprese e quel gruppo rocciatori diventato la base della stazione del soccorso alpino. Appuntamento domenica 21 alla Baita del Cacciatore per rivivere gli eventi con Bepi Pellegrinon. In 10 scatti le imprese di Falco, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Ieri le premiazioni del concorso fotografico che ha voluto rendere omaggio all'elisoccorso, ben 168 le immagini arrivate. Sembrano gesti semplici, ma serve grande preparazione. Le foto prescelte adorneranno la nuova base del soccorso intitolata al dottor Angelo Costola. Strigliata agli ambientalisti da parte di Vivaio Dolomiti, perché sono inferociti solo sui vincoli bocciati per il Comelico Auronzo e non sui tralicci di Terna. Vivaio Dolomiti parla di 2 pesi e 2 misure, nel frattempo nei boschi comeliani si inizia a sbancare. No alla pista da bob, Austria pronta ad ospitare le gare. Questo è il tema di un incontro che si è svolto a Cortina di persone che appunto sono contro la realizzazione della pista di bob in vista delle Olimpiadi del 2026. Vivaldi, Bach e Mozart in Malga. Domani prosegue la rassegna Le Dolomiti più note, con appuntamento a Casararazzo e musiche eseguite da Dolomiti Sinfonia, diretta da Dario Cassetta. Sabato 20 sarà la volta delle Torbiere ad Anta. E per lo sport nasce il Patto Dolomitico. Uniremo il territorio. Presentato il progetto della Dolomiti Bellunesi rivolto a tutte le società di calcio per creare una solida base. Chi aderisce collaborerà con il club che milita in Serie D sul fronte delle formazioni giovanili. E dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi, che in prima pagina ha un tema di carattere politico-elettorale. Zaia messaggia Salvini, né in lista né ministro. Il presidente della Regione Veneto esclude la sua corsa e chiede un cambio di passo del centrodestra sui diritti. Mi aspetto una svolta sui temi di genere e sulle nuove famiglie. L'omofobia è una patologia. E il pensiero di Zaia viene presentato in una intervista che occupa quasi 2 pagine e c'è poi sempre per quanto riguarda la campagna elettorale la presentazione dell'accordo trovato tra Calenda e Renzi. Calenda leader, seggi divisi al 50%, nasce il terzo polo. Noi decisivi, sottolineano i 2 protagonisti. Ma poi c'è subito un'altra pagina con un sondaggio intitolato L'illusione della spallata, anche con un boom di voti
Si sottolinea la nuova formazione non sposterebbe gli equilibri, soltanto 22 seggi tornerebbero in bilico, lontana la non vittoria della destra, secondo questi sondaggisti. Sul bus come Prodi, Letta, l'obiettivo essere la prima lista. Il PD presenta il simbolo del segretario, il taglio fiscale è per i lavoratori. Il programma sulla scuola in 8 punti, investiremo 10 miliardi in 5 anni. Massaro, l'ex sindaco di Belluno, a un passo dalla candidatura alle elezioni politiche. Ormai non posso più escluderlo, sottolinea. Il partito dei sindaci entra nella coalizione di centrosinistra e l'ex primo cittadino di Belluno quasi sicuramente ci sarà. Una sfida durissima, dice, ma voglio portare le istanze delle città nell'agenda nazionale. Le promesse dei patrioti. In questa pagina si fa un po' il punto delle trattative, degli accordi nel centrodestra. Nucleare, ponte sullo stretto, revisione del recovery, la flat tax senza aliquote, in 15 punti il piano comune di Meloni, Salvini, Berlusconi e moderati. Spuntano anche l'aumento a 2.000 euro della soglia per il contante. Il programma punterà meno su green e sociale, più sulle grandi opere. E andiamo avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per raggiungere quelle dedicate alla provincia di Belluno, che iniziano con questo titolo: Medicine integrate avanti altri 2 anni. L'ULSS 1 ha rinnovato la convenzione, si punta a uniformare l'attività dei 4 centri provinciali, prevenzione e cura delle cronicità tra gli obiettivi perseguiti. In città 11 alberi monumentali, c'è il liriodendro di Dino Buzzati, aggiornato l'elenco nazionale delle piante di valore paesaggistico, storico o culturale. L'esperto Anacleto Boranga rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio. Meno folla ma giovedì positivi a Belluno. Capraro orgogliosi dell'offerta. Il consorzio tira le somme delle serate estive, budget ed eventi limitati ma certamente apprezzati. E ancora da Belluno, il sentiero Costa del Pin e il ponte Costa Linier sul Nevegal tornano percorribili. Ultimati i lavori di Veneto Agricoltura e Servizi Forestali. Ieri il taglio delle erbacce. Al decespugliatore anche l'assessore Roccon. Il CAI lavora sulla Schiara, sentieri tirati a lucido e sicuri. Spirito di comunità, rifatta l'irrigazione del campo sportivo dei Tisoi. Dirigenti, collaboratori e giocatori dello Schiara al lavoro. L'impianto userà l'acqua piovana, sensori per non sprecarla. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Voi là e manifestazioni sportive, accuse incrociate sui fondi tra maggioranza e minoranza del comune. La nuova giunta contesta alla vecchia: siete stati voi a non stanziare i fondi per voi là. Zatta, aumentate le risorse per sport in piazza e confermata la Corri Feltre. A testimonianza, vuole sottolineare il nuovo assessore Maurizio Zatta, dell'impegno della attuale amministrazione. Beino via dal Carenzoni. Mancano le certezze sui fondi di confine e quindi sul finanziamento. 10 caduti ignoti della Grande Guerra ritrovano un nome grazie alle penne nere. Italo Riera della sezione ANA ha incrociato registri e documenti, corretti i dati anagrafici di 340 militari sepolti al cimitero urbano di Feltre. Tantissimi hanno il cognome sbagliato e per una cinquantina risulta mancante ogni informazione. Sono una dozzina le famiglie che ora sanno finalmente dove è sepolto il loro congiunto. Riunione Fiume dell'Ente Parco sulla Pedavena Croce d'Auna, la gara di auto di velocità in salita. A Villa Binotto, sede del parco, 2 ore e mezza di confronto tra i consiglieri e il presidente Vigne. Domani l'annuncio della strada scelta per superare il no del regolamento che vieterebbe la manifestazione.
divieto contro cui però in tanti si sono scagliati. Sedico, matrimoni e unioni civili, obiettivo proporre più location. Il comune si appella ai proprietari e ai gestori di dimore e residenze di pregio. È un modo diverso per valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio. Mensa e trasporto scolastico, iscrizioni aperte a Sedico solo online. La confraternita Piave DOP celebra anche con Giulio Tremonti, diventato socio onorario. Tromba d'aria 2020 a Nova Erto di Ponte nelle Alpi, 1 milione di risarcimenti da Roma. I soldi serviranno in particolare per sistemare il sottopasso e riqualificare l'area del piazzale e dello stadio. L'Ecomuseo Valle del Biois sorprende anche i residenti. La direttrice Roberta Marcolongo fa il punto sull'attività svolta da gennaio e ne sottolinea aspetti che non si sarebbe aspettata di rilevare. Val di Zoldo, Orme dei Dinosauri, domenica il debutto, appuntamento al Passo Staulanza per la presentazione, il percorso è stato sistemato e messo in sicurezza. Ed eccoci a Cortina, pista da bob. Innsbruck è pronta, ma Venezia non ci ha chiamato. Dibattito in piazza. La consigliera De Zanna legge una lettera ricevuta dalle autorità austriache. L'impianto di Innsbruck è in ristrutturazione. A noi basterebbe un contributo ai lavori. L'effetto un passo dal cielo più forte anche della pandemia. Nel 2020 nero per il turismo, la tassa di soggiorno incassata a San Vito di Cadore è stata di ben 108.000 euro. L'anno prima era stata solo di 69.000 euro e nell'anno della ripartenza di 74.000. Il sindaco Caruzzo, la fiction ha pagato ed è una promozione in pratica a costo zero. Vigo di Cadore, bivacco al Forte del Tudaio, finito il tetto, ora tocca a muri, intonaci e serramenti. Addio a Renato Valmassoi, l'industria e l'occhialeria perdono un gran capitano. Fondò la Trevi Coliseum, azienda con mezzo secolo di attività tra Domegge e Longarone. Era stato anche in giunta di Confindustria Belluno con presidente Cappellari. Domani i funerali. Variante di Tai di Cadore, la commissione VIA approva il progetto. Passo avanti importante, anche se sarà quasi impossibile completare l'opera per il 2026. I lavori per la Galleria di Valle potrebbero partire a inizio 2023. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.